pomeriggio, ben trovati. Il nostro Sicilia 24 Focus oggi dedicato a un bene prezioso, la nostra vista, i nostri occhi, da curare e da difendere, perché no, in particolare con qualche accorgimento durante l'estate. Oggi la puntata è dedicata a questo tema e dunque in studio con me saluto il nostro ospite, il dottore Antonio Marino, ben trovato, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica dell'Arnas Garibaldi Nesima di Catania e peraltro, possiamo anche dirlo forte, con una fresca elezione molto importante a presidente della Società Italiana Glaucoma per i prossimi 3 anni. Ben trovato, ben trovato. Buonasera, ben trovata anche lei. Allora, un incarico che non è mai soltanto il nome di qualcosa, no? Una medaglia al petto, ha certamente una valenza. Tutto questo nasce all'indomani di un importantissimo convegno che ha visto impegnato lei e certamente il suo reparto della sua azienda ospedaliera in un grandissimo convegno a Giardini che ha riunito appunto lo scibile del settore. Perché c'era tanto bisogno di parlare di glaucoma? Ma di parlare di glaucoma c'è bisogno sempre, come di tutte le patologie croniche che hanno un forte impatto sociale. Devo dire che questo evento che si è svolto in Sicilia, a Giardini, ma anche in parte a Catania, perché ha visto lo svolgimento delle sessioni di chirurgia in diretta presso l'Arnas Garibaldi e presso la divisione di oculistica, e qui colgo anche l'occasione di ringraziare tutta l'azienda, il personale, la direzione strategica, il dottore Giammanco, il direttore generale, il direttore sanitario Mauro Sapienza, il direttore amministrativo Carmelo Ferrara, che ci hanno supportato nell'organizzare un evento di chirurgia in diretta nell'ambito di questo congresso. Questo congresso, intanto, cos'è la Società Italiana Glaucoma? È una delle più importanti società oftalmologiche che si occupa proprio di questa patologia di cui in realtà si occupano un po' tutti gli oculisti, perché è una di quelle patologie che tutti gli oculisti seguono, occupandosi però di parti diverse della sua gestione diagnostica o terapeutica. Per cui è un convegno, è una società che diciamo si rivolge a tutti e organizza ogni anno questo convegno che quest'anno si è svolto in Sicilia. Abbiamo una foto, le chiedo scusa dottore se la interrompo, di quel momento, del suo intervento proprio in occasione di questa data. Diceva. Ha visto partecipare oltre 800 persone, si sono svolte sessioni a 360 gradi che hanno che si sono occupate di tutta la patologia e anche quindi di chirurgia in diretta. Infatti sono venuti i migliori chirurghi italiani che hanno fatto una serie di interventi dalle sale operatorie dell'ospedale Garibaldi. Allora, una patologia molto diffusa evidentemente, quindi l'esigenza c'è. Viene in modo, come dire, quasi così colloquiale, no? Anche nel gergo, definito una sorta di ladro silenzioso della vista. Cosa vuol dire? Potrebbe essere una malattia che magari abbiamo e non sappiamo di avere? Assolutamente sì, il termine è azzeccatissimo perché è una patologia totalmente asintomatica, per cui tu non sai di averla, ma mentre già ce l'hai danneggia il nervo ottico, ne fa morire le fibre e il danno è un danno irreversibile, cioè non puoi recuperare il danno che si è già determinato. Con la terapia, che oggi ha una sua efficacia, si riesce a cercare di stabilizzare la situazione che si ha, per cui per questo si chiama il ladro della vista, cioè per il fatto che tu non te ne accorgi e proprio per questo è determinante fare una diagnosi precoce, quindi fare prevenzione di questa patologia. Quindi è una malattia degenerativa, cioè nel momento in cui diciamo, subentra nel nostro organismo non ce ne liberiamo più, ma possiamo arginare? Sì, devi fare una diagnosi precoce in modo tale da poter agire su un nervo che ancora non ha un danno severo. La terapia in cosa consiste? Nell'intervenire in uno dei principali fattori di rischio che determinano questa patologia, cioè l'aumento della pressione oculare. Per cui la terapia consiste proprio nel ridurre la pressione oculare o con un'azione farmacologica o con un'azione laser o con un'azione chirurgica. Questo è l'obiettivo che noi ci dobbiamo prefiggere. Quindi diciamo visite no? Con una cadenza abbastanza regolare,
Basta? Allora, sicuramente ci sono nell'ambito della prevenzione, la prevenzione è un concetto di cui si parla tanto ma che spesso un po' tutti si dimenticano, perché è la base della gestione di molte patologie e soprattutto di quelle patologie ingravescenti, croniche, asintomatiche come il glaucoma. Cosa si dovrebbe fare? Proprio allo scopo di poter fare una diagnosi precoce, ci sono delle fasi della vita, normalmente noi indichiamo come fase gli over 40, ecco. Perché dai 40 anni in su si comincia ad aumentare l'incidenza di questa patologia, bisogna fare delle visite di controllo che permettono di poter individuare la presenza di questa patologia. Questo deve essere fatto per tutti, ancor più per soggetti che hanno altri fattori di rischio per questa patologia, tipo la familiarità, tipo la miopia, tipo l'assunzione di terapie cortisoniche prolungate e così via. Quindi, di che terapie cortisoniche parliamo, dottore? Cosa intende il cortisone ha come effetti collaterali a livello oculare due effetti. Uno è proprio la possibilità di aumentare la pressione intraoculare per un'azione di deposito di alcuni componenti nelle strutture che regolano la pressione oculare. L'altro effetto collaterale è quello di determinare un aumento dell'incidenza di cataratta. Per cui per questo motivo chi fa questo tipo di terapie è normalmente un soggetto più a rischio ad avere queste due patologie. E quando invece questa malattia si scopre non in modo precoce, ma si scopre purtroppo un po' più in là, come si interviene? Allora, c'è terapia chirurgica? Il tipo di terapia è uguale, lo scopo è sempre quello di ridurre la pressione e, ripeto, ovviamente dai prima priorità alle terapie meno invasive. Se queste raggiungono il target di pressione, quindi permettono di controllare la patologia, ovviamente segui questo tipo di terapie. Qualora queste non funzionassero, passi poi alle terapie più invasive, tipo la chirurgia. Quindi il tipo di terapia è uguale, solo che ovviamente se hai un danno già avanzato, ovviamente hai già una azione di coinvolgimento della visione che inizialmente in senso negativo, cioè il fatto che hai un danno alla visione e inizialmente nelle porzioni periferiche del tuo campo visivo, per cui chiaramente hai già un danno. Allora possiamo dire che insomma in qualità anche di presidente della società italiana di questa malattia, certamente il reparto di unità operativa complessa che lei dirige al Garibaldinesima è un riferimento, no? Noi abbiamo un centro specifico che si occupa di questa patologia. In questo centro il responsabile è la dottoressa Daniela Lombardo, che proprio si occupa da tanti anni di glaucoma, ma questo è sicuramente importante, ma non basta. Bisogna ovviamente muoversi per stimolare la prevenzione, fare i controlli. Ci sono progetti che hanno proprio lo scopo di effettuare degli screening proprio per sensibilizzare anche l'opinione pubblica a farsi controllare, per individuare dei soggetti che o hanno oppure sono a rischio per questa patologia. Allora, lei vede che c'è un numero nel nostro schermo, il 342 74 55 005, vede come lo leggo bene, dottore, sto proprio da lontano, lo leggo benissimo. Ottimo, ottima vista, no, lo so a memoria. Allora, naturalmente scherzo, potete mandare i vostri messaggi per delle domande, il dottore Marino si presta volentieri insomma a rispondere al nostro pubblico. Guardi, arriva una domanda che non so se ha una reale attinenza con la questione del glaucoma, ma questo signore di 50 anni soffre di diabete di tipo 2, ci può essere un'influenza rispetto alla malattia degenerativa degli occhi? Ovviamente ci può essere anche perché alcune forme di diabete, alcuni gradi molto severi di questa patologia che coinvolge l'occhio possono determinare delle forme di glaucoma, che sono delle forme di glaucoma che noi definiamo secondarie, proprio perché è secondaria al diabete, che si chiama glaucoma neovascolare, che quindi rappresenta
mette in collegamento queste due patologie. Però ovviamente parliamo di situazioni che si possono verificare quando c'è una cattiva gestione delle complicanze oculari determinate dal diabete. Allora, spaziamo un po', dottore Marino, fermo restando insomma, che sul glaucoma nei prossimi 3 anni certamente lei in qualche modo farà un imprinting, no, di quello che poi è come dire, la sua mission all'interno della società italiana, ma certamente in un reparto come il suo le patologie legate alla vista e gli interventi, visto che lei è un noto chirurgo e certamente insomma di interventi credo ne faccia veramente tanti al giorno, si susseguono. Qual è la patologia principale della quale tutti quanti noi a un certo punto soffriamo? Ma se pensiamo a una patologia che praticamente un po' ci coinvolgerà tutti, visto anche l'allungamento dell'età media di tutti gli individui, è certamente la cataratta, perché la cataratta è una patologia che è strettamente connessa all'età e proprio andando avanti è una di quelle patologie che tutti quanti avremo, così come, ahimè, anche la degenerazione maculare, che è un'altra patologia connessa alla età evoluta. Allora, ecco qua adesso interviene la necessità di leggere un po' così. Dunque, grazie per l'intervento di oggi con il dottore Marino. Chiede i contatti, vabbè, avremo la possibilità di fornire i contatti, esistono certamente i contatti che si possono rintracciare. Anche Arnas Garibaldi, esatto. Unità operativa complessa di oftalmologia. Il dottore Marino è come dire, un medico del Servizio Sanitario Nazionale, lavora all'interno di una prestigiosa struttura e quindi lì troveranno tutto il supporto che ne necessitano. Ecco, a proposito del discorso della cataratta, io ho 62 anni, comincio ad avere un certo annebbiamento, lo definisce così. Potrebbe essere un segnale? E qual è il momento in cui poi bisogna necessariamente ricorrere alla operazione? Allora, l'approccio nei confronti della cataratta oggi è diverso rispetto a quello di alcuni decenni fa. Cioè, oggi le esigenze delle persone sono diverse anche in età più avanzate, cioè 80 anni o più. Per cui, perché a 80 anni oggi ancora si guida, si fa una vita assolutamente normale. In generale, ovviamente, i sintomi classici della cataratta sono la riduzione della visione e l'abbagliamento con le luci. Quindi poi ovviamente la diagnosi si fa facendo una visita. Per ciò che riguarda invece l'indicazione chirurgica, dipende molto dalla interferenza che questa cataratta ha con lo svolgimento della vita quotidiana dell'individuo. Cioè, se l'individuo, per esempio, ha una cataratta e non riesce a guidare la sera, ovviamente questo è un fattore che ne indica la chirurgia. Alcune volte anche indipendentemente dalla quantità di visione che hai. Quindi, punto cardine è proprio che la cataratta si opera quando interferisce sullo svolgimento quotidiano della vita dell'individuo. Allora, invito i nostri telespettatori a non telefonare, perché purtroppo non possiamo rispondere alle telefonate, ma utilizzare soltanto dei messaggi di testo, come il signore che ci scrive: buongiorno, sono affetto da retinite pigmentosa aggravata da glaucoma. Con l'occhio destro non vedo più nulla, nell'occhio sinistro vedo solo sagome. Mi hanno detto che non c'è niente da fare. È così? Ma la retinite pigmentosa purtroppo è una patologia che si caratterizza per una perdita delle cellule nervose della retina, è una patologia degenerativa delle cellule nervose della retina. Sulle forme assolutamente ormai di stadio avanzato non c'è al momento in realtà una terapia, però si sta molto lavorando sulla terapia genica. Sì. A Napoli presso una delle due università di Napoli c'è proprio una clinica oftalmologica che si occupa specificatamente di questo e si sta molto lavorando. Io ritengo che nei prossimi anni ci sarà qualcosa che permetterà di intervenire tramite la terapia genica nel poter gestire questa patologia che al momento in realtà non ha una Quindi purtroppo terapia al efficace. momento insomma non è Spesso si associa anche a cataratta o anche a glaucoma, per cui può esserci un'associazione con...
Allora, ci scrivono: mi hanno diagnosticato la cataratta ma anche la cornea guttata, che rischio corro? Chiaramente sono due patologie che diciamo, si determinano in due strutture diverse. La cataratta riguarda la lente interna, cioè il cristallino, la cornea guttata invece è una patologia che riguarda la cornea, che sarebbe quella sorta di vetro che c'è davanti la parte colorata. Sì. La superficie interna, cioè la superficie che dà verso l'interno dell'occhio, può avere delle alterazioni, fondamentalmente perde delle cellule. Siccome ha un'importante funzione nel garantire la trasparenza della cornea, quando ha questa debolezza nella sua morfologia, nella forma e nella quantità di cellule, vi può essere un rischio che si perde l'azione impermeabilizzante di questo strato e la cornea si opacizzi. Siccome quando fai la cataratta entri dentro l'occhio, stressi ancora di più questo strato, e quindi poi inevitabilmente lo fai, perché chiaramente devi farlo, per cui quel momento, cioè la chirurgia della cataratta in cornea guttata, è un momento in cui si può determinare un danno che porta proprio all'opacizzazione della cornea per l'azione sull'endotelio, quindi sulla Allora, abbiamo una cellula pausa, tra un attimo diamo la linea alla regia, giusto il tempo di leggere questa. Io le confesso, dottore, che insomma sono inondata in questo momento di messaggi, segno che questo è un argomento tra i più interessanti che stiamo trattando in questo periodo. Ci chiedono, volevo sapere se la cataratta congenita si deve operare, quindi è cataratta congenita, significa dalla nascita? Allora, ci sono delle forme di cataratte che si hanno alla nascita. Ovviamente se è una cataratta di una entità rilevante va operata, e va operata il prima possibile, perché ricordiamoci che noi non nasciamo con la visione sviluppata, la sviluppiamo durante i primi 5-6 anni di vita. Se la cataratta non permette di utilizzare l'occhio, non sviluppi in modo normale la visione, quindi a questo punto è fondamentale, se c'è una cataratta che è una cataratta di una certa entità, operarla precocemente per permettere all'occhio di poter essere stimolato e quindi sviluppare la sua normale visione. Allora, ci fermiamo, dottore, soltanto un minuto, torniamo per l'ultima porzione di trasmissione, tante domande, speriamo di fare insomma un rush finale molto interessante. A tra poco. E siamo tornati in studio per parlare della vista, terapie, cura, protezione, prevenzione, insieme al dottore Antonio Marino. Tra l'altro, dottore Marino, ottobre è alle porte, se non ricordo male ottobre è la data importante di un appuntamento che peraltro per chi vuole controllare la propria vista anche in occasione della questione di diciamo l'ipotesi di avere il glaucoma, questo sarà un appuntamento importante, l'Expo Medicina, no? Sì, quest'anno durante l'Expo Medicina che si svolgerà a fine ottobre stiamo organizzando una sessione sulla prevenzione in oftalmologia, e questo lo stiamo organizzando insieme a Maurizio Ninfa, che è l'organizzatore di Expo Medicina, naturalmente. E parleremo di prevenzione di tante patologie, tra cui ovviamente il glaucoma, e ci sarà una zona di screening sul glaucoma nell'ambito di Expo Medicina. Quindi visite gratuite, possiamo dire così? Faremo dei test che proprio ci permetteranno di andare ad evidenziare dei segni estremamente precoci di diciamo dubbio o di glaucoma, e quindi questa può essere un'occasione sia per usufruire di questo screening, sia anche per sensibilizzare l'opinione pubblica nel effettuare i controlli per prevenire questo tipo di patologia. Quindi a ottobre questo appuntamento, quindi subito dopo l'estate, ne avremo modo certamente di parlarne. Allora, ci scrivono: buon pomeriggio, visione offuscata notturna e talvolta, ma molto raramente, tremolante ai lati, solo temporaneamente. Potrebbero essere sintomi di glaucoma oppure di un'altra patologia?
Ma come dicevo, il glaucoma è una patologia che, almeno che non è nelle fasi proprio terminali, a quel punto ti determina un'importante penalizzazione della visione anche che si avvicina al centro, normalmente è asintomatica, cioè non te ne accorgi, te ne accorgi solo nelle fasi proprio ultime, più severe della patologia. Per cui se è così, ma voglio dire, questi sono sintomi molto aspecifici che possono dipendere da tanti fattori, c'è anche una lente che deve essere modificata, un occhiale che deve essere modificato può dare questo tipo di sintomi. Ho 62 anni, ho una, credo che voglia dire degenerazione maculare, c'è qualche rimedio per recuperare la vista? Allora, la degenerazione maculare in questo momento è una patologia di cui si parla tantissimo, perché? Perché l'età media sia degli uomini che delle donne è molto, molto aumentata. Questa patologia ovviamente che è una patologia che ha come principale fattore di rischio l'età evoluta, ovviamente la vediamo molto di più. La possiamo distinguere in due forme, in due grossi capitoli, quella emorragica, quella dove si formano delle emorragie, che ha un trattamento con una serie di farmaci che vengono iniettati all'interno dell'occhio, e quella cosiddetta secca, cioè quella atrofica, sulla quale ancora non c'è una terapia codificata che si sia dimostrata realmente efficace. Per cui quest'ultima forma è una forma che è un po' lasciata al suo decorso, che può essere variabile, più o meno lento o veloce. Ho letto che il cristallino ingellisce con gli anni e filtra la luce blu. Quando mettete la lente intraoculare trasparente, i pazienti vedono davvero i colori in modo diverso, più vividi? Assolutamente sì, è chiaro che sostituisci una lente che è una lente naturale, cioè che ci ha donato il Padre Eterno, che per di più è anche opacata, quindi ha un'azione di filtro, con una lente invece artificiale che è trasparente. Spesso nell'immediatezza questo un po' ti crea una sorta di cambiamento troppo repentino a cui poi ti abitui. Oggi tuttavia la tecnologia di queste lenti che noi impiantiamo è veramente molto molto elevata, sono dotate di filtri che ti proteggono contro alcune radiazioni del sole, anche perché ricordiamoci che il sole è uno dei fattori di rischio di numerose patologie. Vedi la cataratta, vedi la degenerazione maculare, per cui diciamo che il cristallino naturale in un certo senso ha delle caratteristiche che un po' proteggono, che la lente artificiale che sostituisce il cristallino durante la chirurgia della cataratta oggi cerca di ricreare proprio con dei filtri che proteggono da queste radiazioni dannose. Devo purtroppo leggere l'ultima domanda perché davvero non ce la facciamo. Buongiorno, a mio figlio qualche anno fa è stato diagnosticato il cheratocono, è giusta la parola, malattia di cui non avevo mai sentito parlare. Mi dice il medico che è ereditario ma non c'è nessun caso in famiglia. In pratica insomma cerca di spiegarci quelle che sono state le terapie laser delle quali appunto alle quali si è sottoposto. Ecco, c'è qualcosa che si può fare in particolare al di là di questo? Ma il cross-linking è una patologia degenerativa della cornea, che è la lente più anteriore dell'occhio, è una patologia che coinvolge più il sesso maschile, noi siamo più predisposti rispetto a voi, no. Normalmente all'età di incidenza intorno ai 20, tra i 20 e i 40 anni. Ha una diciamo, evoluzione variabile, ci sono delle forme di keratocono che hanno un'evoluzione molto rapida e delle forme che hanno delle evoluzioni più lente. Nelle fasi iniziali oggi è codificata da una efficacia nel rallentarne le evoluzioni una terapia che si chiama cross-linking, che è una terapia che utilizza un farmaco che tramite l'attivazione con una luce determina una maggiore diciamo, stabilità della cornea, che rallenta o in alcuni casi, se si è fortunati, può anche bloccare l'evoluzione del keratocono. Questo si fa normalmente nelle fasi iniziali della patologia. Nelle fasi più avanzate gestisci
l'astigmatismo, perché il keratoconio induce un forte astigmatismo con o la lente a contatto o con gli occhiali, e poi nelle fasi più avanzate il trapianto di cornea, che rappresenta una delle terapie chirurgiche più utilizzate, che consiste nel asportare una parte di cornea del soggetto che ha questa patologia e che viene sostituita con una porzione prelevata da una cornea di un donatore umano. Ci vogliono altre 2 puntate per continuare a soddisfare le domande del nostro pubblico, e quindi insomma ci dobbiamo assolutamente fermare. L'unica cosa che le chiedo in chiusura è quello che insomma era anche nelle more di questo progetto, di questa puntata, cioè alcuni accorgimenti. Uno l'ha detto lei poco fa, quindi l'attenzione al sole, quindi l'esposizione al sole, immagino attraverso magari anche il filtro degli occhiali. Questo chiaramente credo che sia importante, magari degli occhiali di buona qualità che ti proteggono. Quali sono i comportamenti che lei osserva andando al mare durante l'estate, che mettono a rischio la nostra vista, delle quali magari non ci accorgiamo nemmeno? Allora, intanto l'ha già detto lei, l'utilizzo dell'occhiale a sole è fondamentale, sì, perché ti protegge, soprattutto occhiali che ti proteggono dalla luce blu, che è quella più dannosa per varie strutture dell'occhio, per cui l'utilizzo è assolutamente determinante. Un altro fattore molto importante, che purtroppo è tipico di questo periodo, è l'esposizione all'aria condizionata. L'aria condizionata deumidifica quello che noi stiamo vivendo ora in questo momento. Che stiamo vivendo in questo momento, per fortuna. Perché... ma è indispensabile, diciamo. Deumidifica l'aria, per cui deumidificando l'aria ti crea una forte, diciamo, secchezza in tante mucose e in modo specifico sulla superficie degli occhi. Infatti spesso, soprattutto chi già ha condizione di secchezza oculare, ha un peggioramento molto marcato di questa sintomatologia durante l'estate, proprio per l'esposizione all'aria condizionata. Quindi attenzione a non eccedere. Lacrime artificiali non abbiamo. Male non fanno, diciamo. Però certamente andare a non eccedere con l'aria condizionata, con soprattutto questa azione di deumidificazione, soprattutto per i soggetti proprio che hanno già una secchezza oculare, è un fattore importante di protezione. Chiudiamo qui, abbiamo finito, 15:02, dunque interrompiamo il nostro focus. Io la ringrazio naturalmente per tutti i consigli preziosi, per tutte le informazioni che è riuscito a fare arrivare molto velocemente al nostro pubblico. Ringraziamo il dottore Marino, buon lavoro ovviamente alla sua unità operativa complessa, che insomma certamente non si ferma nemmeno mai. Gli ospedali non si fermano mai. Non si ferma mai. H24 365 giorni l'anno. E al nostro pubblico grazie come sempre per averci seguito numerosi. Domani ritorniamo con un altro argomento. A tutti un buon pomeriggio. Grazie a voi, è stato un piacere.